Quanto vale il territorio veneto? Domanda da $1 milione. Questione importante da cui sono partiti gli stati generali della Confartigianato Imprese Veneto, convocati a Mestre, a confrontarsi per capire come reimpostare il modello di un'economia vincente e trainante fino a non molto tempo fa. Ricercatori, imprenditori, politici, intellettuali ed esponenti della Chiesa, all'insegna di un dialogo a 360 gradi in cui tutti devono sentirsi coinvolti. Partendo dalla consapevolezza della condizione attuale è necessario pensare a nuove strategie, ma soprattutto a una nuova politica per il territorio. Ecco, da dove partire? Valutare quello che è stato fatto in Veneto, soprattutto anche per l'utilizzo del territorio che forse è stato eccessivo e soprattutto tornare a fare come abbiamo fatto 30 anni fa, riutilizzare i capannoni e gli spazi che oggi non sono fermi per 1000 motivi. L'obiettivo è quello di creare nuova occupazione, l'obiettivo è quello di creare un Veneto che possa continuare a essere quel motore di produzione che è stato fino ad oggi e che deve continuare ad esserlo, perché la nostra capacità... Partirei dal residuo fiscale. Noi paghiamo più tasse di quello che poi effettivamente dallo Stato torna al nostro territorio. Sono 16 miliardi di euro, valgono una finanziaria che noi versiamo a Roma e Roma non restituisce a noi. E questo già ci fa capire quale sia il valore del nostro territorio, un territorio delle 600.000 imprese dove l'80% di queste imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi un territorio dove il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è un rapporto viscerale, di passione e di condivisione della sfida. La svolta si potrebbe attuare sulle basi delle considerazioni purtroppo ormai solite. Se il Veneto è riuscito a crescere l'export con queste situazioni che abbiamo, ossia una tassazione impossibile, una burocrazia che ci sta opprimendo, il costo del lavoro che è il più alto in Europa, il costo dell'energia che è il più alto d'Europa, se togliessimo il 50% di queste gabelle, perché sono gabelle, credo che l'export veneto aumenterebbe di oltre il 50%. Per il governatore del Veneto Luca Zaia la questione è però più politica. Noi siamo sempre stati euroscettici, oggi purtroppo non ci possiamo più permettere la fuoriuscita dall'euro, nel senso che i valori che l'euro oggi ha fanno sì che un'eventuale fuoriuscita vorrebbe dire mettere veramente sul lastrico le nostre famiglie. Quindi la vera partita è quella di pensare di fare delle eurozone dedicate, quindi dei paesi in eurozona 1, eurozona 2 e terzo mondo.